Ben ritrovati gentili amici e amiche all'ascolto, prima edizione per quanto riguarda l'appuntamento dell'audio giornale in questo sabato 9 maggio. Andiamo a vedere quello che è accaduto in Friuli Venezia Giulia nelle ultime ore e apriamo chiaramente con i dati relativi al Covid-19. Per la prima volta nella giornata di ieri non si sono verificati decessi a causa del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia sin dall'8 marzo scorso. E quanto emerge dal quotidiano comunicato sulla situazione della pandemia in regione, diffuso dal vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa della Protezione Civile a Palmanova. Il primo decesso in regione si era verificato il 7 marzo, quando era morta una donna di 87 anni, ospite in una casa di riposo a Trieste. Ad oggi il numero complessivo è di 308 decessi. I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.116, con un incremento di 9 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti 1.784, mentre i clinicamente guariti 113. Relativamente alle persone risultate positive, l'area triestina registra 1.306 infettati, Udine 967, Pordenone 649 e Gorizia 194. Sono 2 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, 105 ricoverati in altri reparti e 804 quelli in isolamento domiciliare. Un appello perché possano tornare al lavoro il prima possibile, o almeno che venga a loro indicata una data per il rientro, è stato lanciato dagli informatori medico-scientifici, categoria della quale solo una minoranza, quella con partita IVA, è stata autorizzata con l'ultimo decreto del 26 aprile scorso a tornare al lavoro. In una nota firmata da Elena Zilic, che parla a nome della categoria in Friuli Venezia Giulia, si sottolinea che in regione sono circa 350 sui 9.000 in Italia gli informatori scientifici che praticamente non lavorano da fine febbraio. È vero, riporta la nota, chi non è in ferie forzate o in cassa integrazione può lavorare da remoto, ma questa professione, per sua natura, ha bisogno del contatto diretto, face to face, con il medico. A lungo andare la categoria rischia di trovarsi in grossissime difficoltà o forse in strada. Gli informatori medico-scientifici, in lettere inviate ai vertici istituzionali della Regione, chiedono indicazioni per ottenere l'autorizzazione a rientrare al lavoro oltre che la data e le modalità del rientro, dando la disponibilità ai fini di rispettare tutte le norme di sicurezza, nonché una uniformità di regolamentazione. Un saldo negativo tra imprese iscritte e cancellate ad aprile non si era mai visto in Friuli Venezia Giulia nei registri imprese delle Camere di Commercio, nemmeno andando a ritroso fino al 2009. Invece le più recenti rilevazioni dei centri studi della CCA di Pordenone Udine segnano ad aprile un meno 81 tra imprese iscritte e imprese cancellate in regione, in tutte le province, portando l'intero quadrimestre a un saldo negativo di 917. Nei primi 4 mesi del 2019 eravamo a meno 684, ma entrambi i mesi di marzo e aprile erano in saldo positivo. Va precisato, spiega il presidente dell'ente camerale Giovanni D'Apozzo, che il primo trimestre di ciascun anno è quello in cui vengono fisiologicamente registrati i saldi più negativi di imprese, soprattutto per motivi di contabilità, e questo certamente incide sul risultato complessivo. Però poi, nei mesi successivi, di solito si comincia a risalire la china. Invece, in questo 2020 va evidenziato un dato purtroppo atteso, commenta, ma che adesso possiamo anche quantificare e di cui avevamo già avuto le prime avvisaglie a marzo, cioè il più marcato calo dell'iniziativa d'impresa. Responsabilità dei datori di lavoro nel caso in cui un dipendente contragga il coronavirus e difficoltà di accesso al credito per le aziende meno strutturate. Sono le 2 spade di Damocle pesantissime per la ripartenza delle aziende del nord-est, in particolare le micro, piccole e medie imprese. A lanciare l'allarme è la CNA Nord-Est, i cui vertici si sono riuniti in videoconferenza per un confronto sui tempi e sulle modalità della ripartenza nei rispettivi territori. CNA Nord-Est chiede al Governo, unitamente al CNA nazionale, un intervento legislativo che consenta alle imprese di lavorare nel rispetto delle regole e senza temere un'attribuzione di responsabilità non dovuta. Sul tema dell'accesso al credito, le 3 CNA del Nord-Est hanno verificato le notevoli difficoltà in tutti i territori di ottenere credito dalle banche, soprattutto per le piccole e medie imprese meno strutturate e quelle con i conti non in linea con i parametri bancari di valutazione in vigore anche prima dell'emergenza Covid-19.
Il progetto non è a norma, manca clamorosamente il rapporto tecnico obbligatorio per la legge regionale del 2007, che deve necessariamente accompagnare il progetto definitivo di illuminazione pubblica. Inoltre, stando il progetto approvato, verrebbe installata illuminazione a LED 4000 kW, che è riconosciuta essere a livello internazionale pericolosa per la salute pubblica. Nuovi documenti dunque corredati da leggi regionali ed europee, oltre che dagli studi di ricerca internazionali, sono stati depositati in Procura della Repubblica a Udine dal Comitato Spontaneo Salviamo Viale Venezia, che torna a chiedere, alla luce del nuovo materiale prodotto, la sospensione dei lavori per irregolarità e illegittimità connesse al progetto illumino-tecnico che viola le norme con la sovrailluminazione della zona. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo di sabato 9 maggio, cielo da poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti. Saranno possibili maggiori annuvolamenti, specie verso Cadore e Comelico, con qualche isolata pioggia. Venti a regime di brezza, con fasi di vento da sud moderato in giornata sulla costa. Le temperature, le minime in pianura oscilleranno tra i 9 e gli 11 gradi, le massime tra i 22 e i 24 gradi. Sulla costa le minime 14-17 gradi, le massime 19 e 21 gradi. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa, augurando a voi una buona notte o un buon giorno per chi ci ascolta dopo le 7. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e vi diamo appuntamento nel tardo pomeriggio per la seconda edizione dell'audiogiornale del Friuli Venezia Giulia, prodotto dal portale web www.friulitv.net. Alla prossima.